seconda prova preparatoria per quanto riguarda questo evento Remiro, uno di quelli denominati Principe per le stagioni tigulline, che accompagnano per l'appunto con le prove Remire, dapprima con i Gozzi in Vetoresina nelle categorie Master, Junior, Senior e Femminile, e poi la prova Principe col Gozzi in legno, gli armi che danno vita al palio marinaro vero e proprio, ovvero la prova che decide il palio intorno alle 18, quella che vale per il titolo 2018. C'è qualche piccolo problema di campo di gara, quindi la prima prova che contempla gli master si spostano nelle boe verso il castello, alla boa bianca San Michele di Pagana, alla boa rossa Andrea Sesti Levante e alla boa blu l'Armo che deve ancora arrivare, il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Rimanete fermi in zona. Si diceva seconda prova preparatoria di questo campionato Remiro, che è giunto alla 45esima edizione, 59esima della propria storia complessiva. Agostino Molteno San Michele di Pagana è il sodalizio che organizza le prove odierne e quindi San Michele di Pagana, che tra le altre cose è anche colui il quale è capolista nella classifica del Gozzi in legno, l'essenza del palio marinaro, l'anima che contraddistingue questa manifestazione. La seconda prova preparatoria, la terza ed ultima, si svolgerà domenica prossima a Zoagli e tale località diverrà anche la sede del grande appuntamento conclusivo della stagione, ovvero domenica 22 luglio in tale sito si svolgerà dapprima la rievocazione storica del primo palio marinaro del Tigullio, antesignano di quello attuale e che si era svolta nel lontano 936. Poi vi sarà lo svolgimento della prova finale, quindi vera e propria assegnazione del titolo 2018 per i Gozzi in legno, e a chiudere il pomeriggio zogliese vi sarà la premiazione conclusiva. Questo domenica 22, ma prima di ciò bisogna acquisire punti importanti e per fare i punti in questione bisogna ottenere il miglior risultato possibile nelle acque di Rapallo. La prima prova disputatasi domenica scorsa a Paraggi aveva visto l'affermazione sul Gozzi in legno di San Michele di Pagana davanti a Zoagli, a sorpresa, Portofino, poi nell'ordine Sesti Levante, Lavagna e Chiavari. Vedremo le acque rapallesi se muteranno l'ordine d'insieme. Certo il fatto che prima di arrivare ad assistere a questa incandescente e sicura prova avremo un carnet di regate altrettanto emozionanti. La prima, come si accennava, è quella categoria Master, ovvero ex atleti che nonostante molti anni in più rispetto a quando erano in forma sbagliante, ogni tanto hanno ancora voglia di mettersi ai remi o al timone a seconda del ruolo ricoperto in passato e darsi battaglia. Abbiamo già due armi, si diceva, di coloro i quali si confronteranno. Il terzo è il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che sta giungendo dal porto di Rapallo verso di noi, e avremo a raccontare il commento di questa gara con un percorso ridotto rispetto a tutti gli altri che visioneremo successivamente. Dopo la prova master avremo nell'ordine le regate sempre sul Gozzo in Vetoresina juniores e seniores maschile, quindi quella molto attesa, anche perché un nugolo di atleti ci aspetta di categoria femminile. Avremo 6 concorrenti, dunque davvero un fardello di belle fanciulle ai remi e al timone da commentare, e a chiusura, come detto, la prova del Gozzo in legno. Naturalmente a seguire le prove Remire c'è, come avviene da 4 anni con noi, l'emittente televisiva Teleradio Pace, oggi con Stefano Neuhold dietro la telecamera. Teleradio Pace che poi irradierà tutto il palio minuto per minuto giovedì sera ore 20:50 su Teleradio Pace 2 canale 85 e in replica venerdì sera su canale 115 Teleradio Pace 3 sempre alle 20:50. Naturalmente poi sugli organi di stampa Secolo XIX e Nuovo Levante le cronache dettagliate di quello che magari qualcuno non è riuscito a visionare dal vivo. Attendiamo dunque che ultimino la fase di riscaldamento Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Gruppo Sportivo Agostino Molteno San Michele di Pagana e Lega Navale Italiana Sesti Levante per quanto riguarda la categoria Master. Li troveremo a brevissimo in partenza e avremo un gentile ospite, Thomas Cadei, presidente del sodalizio della canottiera di Porto Ceresio, gentile ospite oggi nelle prove dello Junior. Sebbene lui, presidente tuttofare del sodalizio Varesotto, si presta a fungere da direttore di gara per quanto riguarderà la prova master. Della serie voglio vedere se quelli dei master hanno da protestare con un arbitro extra Liguria. Vedremo a breve la prova di categoria master al via.
Partita la prova categoria Master, è una prova semi-ufficiale, ancorché gli equipaggi in lizza si diano battaglie davvero come ai vecchi tempi. Abbiamo sull'estrema di destra la barca con l'equipaggio in maglia bianco-verde del gruppo sportivo Agostino Motedo San Michele di Pagana, il timoniere Matteo Tassara, i vogatori Silvano De Nicolai, Roberto Poli, Marco Bianchi e Alessandro Galluzzo. Per quanto riguarda poi la corsia mediana, Sesti Levante, casacca rossa, la timoniera Silvia Chiappella, i vogatori Claudio Maccà, Tommaso Laganà, Paolo Stagnaro e Marco Bacci Galupo. Sulla corsia più esterna, sulla estrema di sinistra, maglia gialla, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Valentina Scalfi al timone, Ivano Maccaferri, Claudio Chiarelli, Luca Franceschetti e Massimo Solari ai remi. Partenza che ha visto subito l'arma della Bimare, ovvero Sesti Levante portarsi a comando, un lieve vantaggio sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e Agostino Motedo San Michele di Pagana. Abbiamo le condizioni del mare che sicuramente creeranno qualche problema verso il giro di boa, perché lassù la corrente indubbiamente può spostare gli scafi in occasione delle virate. Vedremo cosa avverrà. Certo è il fatto che al momento al comando c'è l'arma del Sesti Levante, seconda posizione appannaggio del San Michele con Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi immediatamente alle spalle dei cugini frazionali. Sempre ragazzi nella corsia mediana, coloro i quali si erano imposti nelle acque parigine domenica scorsa, stanno comandando anche quest'oggi, dunque menano le danze i sestesi con San Michele che vuole rifarsi dopo il non buono risultato che aveva visto i biancoverdi scivolare in terza piazza, sempre a Paraggi domenica scorsa. Quest'oggi nelle acque di casa vorrebbero fare faville. Per il momento però a negare ciò è sempre il Sesti Levante. Sesti Levante e San Michele, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi si avvicendano, ormai le parate molto costanti e si stanno propinquando al giro di boa tutti e tre gli scafi. 375 metri, un solo giro di boa per la categoria Master, viceversa per tutte le successive avremo 1500 metri con 3 giri di boa. Attendiamo l'impostazione della virata, la prua di Sesti Levante al comando. Attenzione perché il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi è riuscito nell'impresa di chiudere su San Michele, dunque il lieve vantaggio che San Michele aveva acquisito a scapito dei gialli cugini del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi è stato da questi totalmente annullato, e altresì si sono anteposti ai San Michelini con la prua in entrata di virata. Abbandonate tutte e tre le boe dai armi interessati, Sesti Levante è ancora al comando, certo il fatto che però San Michele ha pagato dazio evidentemente sulla scia della spinta che stava lanciando i biancoverdi diciamo così, all'inseguimento della capolista Sesti Levante, non si sono avveduti, rallentando prima dell'entrata di virata, non si sono avveduti di come il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi stesse rientrando con passo molto molto accentuato. La parata infatti è aumentata proprio addirittura di virata. Ne deriva quindi che il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi si è appropriato della seconda posizione, relegando ancora una volta in terza e ultima posizione i cugini San Michelini. Ma noi torniamo in verità perché la Lega Navale Italiana di Sesti Levante, così come è avvenuto 7 giorni fa, sta veramente comandando da par suo con grande determinazione. I ragazzi del vicepresidente Fabio Quadri hanno saputo innestare da subito la marcia più alta e hanno controllato a vista il possibile rinvenimento e del San Michele nel primo tratto di mare e del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi nella seconda parte del percorso. Ancora potete notare come Silvia Chiappella, la timoniera dei corsari della Bimare, stia tranquillamente lanciando i suoi ragazzi verso il traguardo, controllando lei personalmente il possibile rinvenimento dei gialli del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e di biancoverdi del San Michele, il quale San Michele da per suo punto nell'orgoglio prova a recuperare sui cugini Rapallesi, i quali stanno andando veramente per la maggiore, anch'essi sospinti mirabilmente dalla timoniera Valentina Scalfi, non riescono in questo caso a sopperire a tutto il distacco che li separa dal Sesti Levante, ma mantengono ancora la seconda piazza che ciò consente loro di permanere innanzi a San Michele. Ancora Sesti Levante, poche parate, poche battute dal termine e i ragazzi della Lega Navale Italiana Sesti Levante si vanno a conquistare la seconda vittoria consecutiva nella categoria Master. Dunque Sesti Levante, poi seconda piazza per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e terzo San Michele di Pagana.
Partita, la finale categoria juniores, si diceva solo 2 armi in lizza, avrebbero dovuto essere 3, ma purtroppo all'ultimo istante un infortunio occorso a un atleta della Lega Navale Italiana di Chiavari, ha tagliato fuori tale sodalizio. In acqua 1 è partita la Lega Navale Italiana di Sesti Levante con la timoniera Adelaide Antognetti. I vogatori sono Domenico Ballotta, Edoardo Cascino, Giobatta Bacigalupo e Antonio Lia. In acqua 2 la canottiera di Porto Ceresio, provincia di Varese, il timoniere Andrea Martinelli. I vogatori sono Marco Scianna, Samuele Magletto, Federico Carabellese e Francesco Campi. Questi dunque gli effettivi a bordo delle 2 compagini che si stanno dando battaglia nella categoria juniores. Abbiamo 1500 metri con 3 giri di boa da percorrere e naturalmente il percorso lungo può incidere soprattutto sulla resistenza di questo o quell'armo. Indubbiamente i tigurlini sono più abituati a regatare sul mare rispetto ai pur volenterosi varesini, ma in questo caso il valore, la forza soprattutto dell'equipaggio può avere la meglio anche sulle difficoltà. Abituati sullo specchio lacuale i ragazzi a Porto Ceresio, i tigurlini invece sanno domare forse un pochino meglio le onde, specie i giri di boa. Abbiamo già rimarcato come lassù, dove verrà effettuato il primo e successivamente anche la terza tornata di boe, ci sono delle correnti un po' maligne. Vedremo come sapranno arginare il tutto i componenti dei 2 equipaggi. Sesti avanti, circa poco più di un quarto imbarcazione a scapito della canottiera di Porto Ceresio. Naturalmente Sesti avanti è partito lancia in resta, così come aveva fatto 7 giorni or sono a Paraggi, e sta menando le danze proprio in virtù del fatto che conosce bene l'andamento del percorso e anche la, diciamo così, tattica da affrontare. 2 equipaggi, ribadiamo, doveva esserci anche Chiavari, sarebbe stato sicuramente più combattuta la sfida con 3 imbarcazioni, ma purtroppo non è stato un caso, è stato il destino infame che ha tagliato fuori la Lega Navale Italiana di Chiavari. Ritorniamo su quella di Sesti Levante che capeggia la finale categoria junior nelle prove di contorno Gozzo di Vettoresina nell'ambito della seconda prova preparatoria del 45esimo Palio Marinaro del Tigullio. Sesti Levante che ha un vantaggio che praticamente è rimasto tale fino al primo giro di boa, poco più di un quarto di imbarcazione a scapito della canottiera di Porto Ceresio. Già uscito dalla virata il team della Bimare, sta ultimando la prima virata il Porto Ceresio, quindi attendiamo che abbia ripreso il mare per meglio distinguere se e quanto abbia perso di più rispetto in precedenza la truppa varesina. Ci pare che un quarto di imbarcazione sia salito a mezza ora il vantaggio dei sestesi, i quali hanno ripreso il mare sospinti da Adelaide Antognetti, timoniera che ha rilevato Anna Ballero, la quale aveva funto mirabilmente da guida domenica scorsa nella vittoriosa prova inaugurale. Antognetti Adelaide, che peraltro è anch'essa avvezza al Palio Marinaro, dunque sa guidare anch'ella con grande bravura i suoi ragazzi. Ancora Sesti Levante davanti al Porto Ceresio, formazioni che stanno mantenendo peraltro un ritmo di parata costante e abbastanza elevato. Ne deriva quindi che, anche se non abbiamo purtroppo il rilievo cronometrico, certamente il duello si sta effettuando su tempi davvero molto interessanti. Canottieri di Porto Ceresio prova con maggior coraggio un attacco frontale al Sesti Levante. Avevano un po' atteso i ragazzi lombardi prima di studiare come agire ai danni del Sesti Levante, poi dopo il primo giro di boa si sono resi conto che non tentando un'accelerata ai remi avrebbero corso il rischio di perdere anche di vista totalmente gli avversari che stanno comandando con mezza imbarcazione di vantaggio su di loro, ma è certo il fatto che avendo ancora 2 giri di boa da effettuarsi e un tratto di mare ancora lungo da percorrere, tutto è possibile. Sesti Levante al capeggia davanti al Porto Ceresio, vedete come il modo di regatare sia dissimile l'un dall'altro. Certo il fatto che, ripetiamo ancora una volta, il Sesti Levante è maggiormente abituato a regatare con le correnti marine a supporto o diciamo a disturbo. I ragazzi del Porto Ceresio, che peraltro sono già reduci da grandi protagonisti di una sfida disputata ieri sera a Genova Sturla, d'opera dell'Urania Vernazzola, dunque sono già stanchi di quella prova. Oggi stanno cercando di offrire comunque un'ottima esibizione anche nelle acque del Golfo Tigullio. Bisogna rimarcare che, stanchezza a parte, i varesini stanno cercando di mettercela tutta quantomeno per non perdere eccessivo contatto dai sestesi. Questi ultimi hanno virato con sicurezza al comando anche la seconda tornata di boa
effettuata anche dalla canottiera di Porto Ceresio, riprendono il largo per l'ultima volta, perché c'è ancora l'ultima tornata da effettuarsi, dopodiché riprenderanno la via verso la linea ipotetica del traguardo, ove concluderanno la fatica nella categoria juniores. Sempre Sesti Levante, vedete come pian piano si vada a dipanare sempre più il vantaggio a favore dei biancorossi, i corsari che naturalmente ambiscono, sono il futuro per quanto riguarda la Lega Navale Sestrese e soprattutto in chiave Gozzo in Legno, ambiscono ora a crescere maggiormente, ad affinarsi come Gozzo Junior. Fra un paio di anni saliranno su quella categoria senior e quindi avranno l'occasione anche di maturare sempre nuova esperienza per avvicinarsi a quello più faticoso, ovvero il Gozzo in Legno. Sesti Levante Porto Ceresio. A Paraggi è stato un assolo di Sesti Levante e a discapito della Lega Navale Italiana di Chiavari. Quest'oggi purtroppo per loro vittima a sacrificare la canottiera di Porto Ceresio, ma d'altronde effettivamente anche in chiave campionati italiani assoluti questa Lega Navale Italiana di Sesti Levante potrà dire la sua a settembre e potrà senz'altro ambire, perché no, anche una posizione di rilievo, vista come sta marciando con buona lena e con grande precisione, con grande compattezza. La truppa della Bimare ci pare di essere sicuramente una delle protagoniste nei prossimi campionati italiani, oltre che ad altri appuntamenti nazionali che verranno poi ad essere effettuati, sparsi qua e là per l'Italia, tra Isola d'Elba, Spezzino e anche laghi, anche sui laghi. Sempre Sesti Levante, d'altronde avendo due barche, avendone una in solitario al comando, è un po' anche difficile trovare nuova linfa per il commento. Potrete comprendere di come le gare che vedrete successivamente, soprattutto quella femminile, sarà ricca di pathos, di energia e quindi sarà maggiormente anche, diciamo, attraente. Oltre che essere le ragazze, lo sarà anche la gara in se stessa. Qui d'altronde dobbiamo constatare di come Sesti Levante non molli un centimetro. La abile timoniera continua a mantenere costantemente sotto tensione il suo equipaggio, anche perché un eventuale, diciamo così, rilassamento potrebbe anche regalare, chissà mai, una speranzuccola alla canottiera di Porto Ceresio. Vedete come i due scafi si vadano ad incrociare, a testimonianza di come il vantaggio dei sestresi si sia rimpinguato sempre più, e quindi la canottiera di Porto Ceresio da par suo sta onorando l'impegno assunto quest'oggi nelle acque di Rapallo, ma di più veramente non le si può chiedere, perché Sesti Levante davvero ha fatto una prova ancora una volta totalmente in solitario, poco più che un allenamento per i ragazzi della Bimare, ma è certo il fatto che alla vigilia era, diciamo, un mistero questa canottiera di Porto Ceresio, quindi non si poteva tanto essere leggeri in partenza. Hanno dimostrato subito grande determinazione i ragazzi biancorossi, e per i bianco-rosso-blu della canottiera di Porto Ceresio non c'è stata la possibilità di rispondere alla pari contro un cotanto forte equipaggio. Lega Navale Italiana dunque di Sesti Levante, che si sta avvicinando a palate sempre maggiori come numero alla linea del traguardo. Vi sarà poi un breve intervallo dovuto al fatto che c'è un cambio barca, come si suol dire in gergo tecnico, per consentire agli altri equipaggi poi di salire e di giungere in partenza. Prossimi equipaggi che saranno quelli della categoria senior maschile. Per intanto godiamoci ancora le ultime parate e del Sesti Levante, che sta acquisendo la seconda vittoria consecutiva nella categoria juniores, e poi anche il debito applauso va rivolto alla canottiera di Porto Ceresio, non solo per ringraziarla della venuta a noi e della partecipazione alle prove odierne del Palio Marinaio del Tigullio, ma anche per la buona volontà espressa e per aver provato, perché no, a essere un poco protagonista anche in acque liguri. Purtroppo non ci sono riuscite, ma comunque sia, certamente meritano il nostro applauso. Per intanto Lega Navale Italiana Sesti Levante con Adelaide Antonietti ancora a dare il là, e il là arriva al di là delle boie dell'arrivo, appunto. Primo classificato Lega Navale Italiana Sesti Levante, vincitrice categoria junior. Attendiamo l'addivenire alla boia d'arrivo della canottiera di Porto Ceresio, compagine varesina, che comunque davvero ringraziamo con tutto il cuore per la presenza e per la partecipazione nella categoria juniores. Allora, naturalmente,
un plauso e un arrivederci alla prossima appuntamento Remiro. Canottieri Porto Ceresio, seconda classificata categoria Juniores. Partita la finale categoria Seniors. In acqua 1, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, la timoniera Alice Chiarelli, i vogatori Andrea Vaccaro, Fabio Maschio, Filippo Montagna, Filippo Vaccaro. Acqua 2, Lega Navale Italiana di Chiavari, un equipaggio in verità misto con Club Sportivo Urania e Lega Navale Italiana Sesti Ponente. Nel dettaglio schiera Susanna Nicolini al timone, Gabriele Solari, Daniele Gervasi della Lega di Chiavari ai remi. Quale prestito del Club Sportivo Urania c'è Matteo Russo, quale prestito della Lega Navale Italiana di Sesti Ponente c'è Tiziano Scardelli. Infine in acqua 3 c'è la Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure con il timoniere Ervio Ianco, i vogatori Giovanni Solari, Alex Solari, Giambattista Figari e Riccardo Altemani. Quindi in acqua numero 4, Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino, la timoniera Giada Leonardini, i vogatori Bruno Battista Viviani, Matteo Viacava, Giorgio Gimelli e Giovanni Viacava. La partenza ha visto subito l'Armor in acqua numero 2 proporsi all'attacco, ovvero Lega Navale Italiana di Chiavari, contrastato però dalla Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure, quindi Portofino e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Sicuramente la partenza lanciata del Chiavari ha creato un po' di scompiglio, Santa Margherita Ligure è andata subito a serrare le fila, qualche problemina persiste però al momento e per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e per il Portofino. 4 formazioni si stanno avvicinando celermente a quello che sarà il primo dei 3 giri di boa e vedete come Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure in acqua numero 3 ha saputo recuperare il lieve svantaggio che aveva patito in avvio sul Chiavari e si è posta al comando. Quindi proprio addirittura di prima tornata di boa abbiamo Santa Margherita che ha spodestato Chiavari dalla leadership, poi attenzione perché anche il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi sta serrando le fila sui chiavaresi e altrettanto dicasi per Portofino, il quale probabilmente non ha beneficiato di una felice partenza. Ma attenzione, giro di boa numero 1, Santa Margherita Ligure, poi abbiamo Portofino, quindi Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che però è ancora dietro Chiavari. Attenzione, Chiavari riesce comunque a mantenere al momento l'ultimo gradino del podio, quindi il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi non è riuscito, come invece era capitato prima a Santa Margherita, poi addirittura di virata anche a Portofino, a porsi innanzi ai chiavaresi. Adesso però, ultimata la prima virata, annotiamo come la compagine nell'acqua più esterna, in acqua numero 1, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, stia continuando nell'attacco sul Chiavari, mentre in vetta il duello è un duello di quello antico, Santa Margherita contro Portofino, ed è il San Giorgio Portofino che prova ad incentivare la parata, quindi cerca di alzare il ritmo, la truppa guidata da Giada Leonardini al timone per andare dunque a creare assillo ai cugini sammargheritesi. Alle loro spalle si sta creando un piccolo abisso perché Chiavari sta perdendo contatto sia da Portofino che da Santa Margherita e deve guardarsi alle spalle perché il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi sta ancora cercando di risalire la china. Ancora il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi in quarta posizione, Chiavari in terza, Portofino in seconda, Santa Margherita in prima, ma Portofino è ancora in fase di attacco. Quindi non ha mollato. In uscita di virata numero 1 il gruppo sportivo San Giorgio si è letteralmente appiccicato a mo' di Cevingom alla Società Emilia Gianni Figari di Santa Margherita Ligure e la sta pressando da vicino. Percorso lungo, ma ciò non di meno i portofinesi vogliono arrivare addirittura di seconda virata, quantomeno ex aequo a prua con Santa Margherita. Alle loro spalle un vivacissimo Chiavari ancora a tenere testa ai non mai domi rapallesi del Circolo Pescatori Dilettanti. Ritorniamo in vetta, Santa Margherita contro Portofino, Portofino prova a lungo, Santa Margherita però annulla e vedete come si stanno dando dei sguardi in cagnesco l'un l'altro, sguardi torvi nel tentativo di demoralizzare l'avversario, ma sono equipaggi ben scafati e vedete come si stanno confrontando dall'alto delle loro palate sempre pulite, sempre perfette. Alle spalle di Portofino e di Santa Margherita però c'è un duello nel duello, Chiavari contro Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi nel contempo. Seconda virata,
prima Santa Margherita Ligure con un quarto di marcazione di vantaggio su Portofino, e poi c'è il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che è andato a colmare la misura e mette la prua davanti al Chiavari. È una gara bellissima, davvero. Avevamo rimarcato come laddove il numero di barche sale quanto a concorrenti è certo più ricco lo spettacolo in programma. Santa Margherita si è scrollata almeno momentaneamente di dosso il pressing, il fiato sul collo del Portofino, ha staccato il Portofino sul quale adesso va in pressing la Lega Navale Italiana di Chiavari, la quale vede però alle spalle incombente sempre più la truppa guidata da Alice Chiarelli, ovvero il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, nella corsia più esterna rispetto al nostro campo di gara. Risaliamo la china, quarto Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, terzo Chiavari, secondo Portofino. Santa Margherita ha rimesso una marcia alta e vedete come adesso la società Rimira Gianni Figari si sia quantomeno portata con 3/4 di marcazione di vantaggio sul San Giorgio Portofino. Ha pagato forse un po' dazio la truppa portofinese del grande sforzo profuso per mantenere serrato l'attacco sul Santa Margherita che ha patito, e come prima della seconda virata di boa, e Santa Margherita adesso ha ripreso il largo con maggiore serenità, ancorché il timoniere esordiente Ianco sta cercando di mantenere ben concentrati i suoi ragazzi. I fratelli Solari, dal lato della loro esperienza, stanno cercando insieme ai colleghi di reparto di mantenere la parata altissima proprio per evitare che Portofino, addirittura di terza ed ultima virata, possa ancora una volta rientrare in gioco. Per il momento Santa Margherita saldamente a comando con Portofino in seconda posizione, Chiavari sempre a metà strada da un Portofino lì sempre prossimo a essere raggiunto, a un Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che non vuole mollare, che crede fino in fondo alla possibilità di arrivare sul podio. Frattanto Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure sta per impostare il terzo ed ultimo giro di boa, sempre al comando. Annotiamo come anche i gabbiani accompagnino festosamente la gara in corso. Speriamo che non abbiano mollare qualcosa di pericoloso addosso ai vogatori, perché potrebbero fargli perdere la concentrazione che è massima per quanto riguarda la società Rimira Gianni Figari, che entra in virata. Attendiamo di riscontrare il Portofino, quale di vario a meno di mezza imbarcazione di distacco da Santa Margherita, mentre poi alle spalle del Portofino è ancora un duello nel duello, e nuovamente le due prue a confronto. Chiavari contro il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi entrano in simultanea, bisogna vedere quale dei due sarà maggiormente celere a fuoriuscire, quindi a mantenere la propria prua innanzi a quella dell'avversario. Dunque un duello nel duello, si diceva. Avanti il Portofino sta cercando disperatamente di serrare i tempi, di ritornare appresso al Santa Margherita Ligure, mentre alle loro spalle c'è un Chiavari e un Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che non mollano. Vedete come l'ultimo giro di boa non sia stato, in entrata sì, ma in uscita non sia stato ancorché molto combattuto, felice per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che forse ha patito e ha perso qualcosina. Chiavari potrebbe aver tratto giovamento dall'uscita non felice della virata numero 3 del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, ma nulla è compromesso. Vedete come il percorso è ancora lungo, e ancora Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure sta controllando a vista adesso la formazione del San Giorgio Portofino. Vedete come la formazione del Portofino sta cercando ancora una volta di attaccare sul lato più interno rispetto al campo di gara. Il frontale su Santa Margherita Ligure non è facile, perché effettivamente vedete come Santa Margherita Ligure mantenga praticamente immutato il vantaggio acquisito, preparato precedentemente. Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure seconda posizione, gruppo sportivo San Giorgio Portofino, e per la terza bisogna sempre aspettare. Perché? Perché c'è il duello sempre vivo tra Lega Navale Italiana di Chiavari e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Attenzione, mentre Società Rimira Gianni Figari ha una battuta ormai conclusive, comunque battute dal termine ne mancano poche davvero per oltrepassare la linea del traguardo. Attendiamo Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, che va ad aggiudicarsi la finale categoria senior dopo veramente un duello all'ultimo respiro. Seconda formazione che taglia il traguardo, gruppo sportivo San Giorgio Portofino. Attenzione al terzo posto, Chiavari contro Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, è il testa a testa tra Lega Navale Italiana di Chiavari in corsia più esterna, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, testa a testa tra i due compagini, e dovrebbe essere stato il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi ad anteporsi al Chiavari. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale degli arbitri, ma quello che è certo, Santa Margherita ha dovuto penare contro un grande Portofino,
primo Santa Margherita, secondo Portofino, attendiamo per il terzo posto. Noi abbiamo visto il circolo pescatori dilettanti rapallesi, attendiamo la conferma. Procediamo con la premiazione categoria juniores, ringraziando i ragazzi a canottieri Porto Ceresio, secondi classificati in questa prova. Hanno dato comunque sfoggio di grande bravura, avete trovato un avversario sicuramente molto più tonico e più fresco di voi, che avevate già una gara sulle spalle. Complimenti e ringraziamenti di cuore alla canottieri Porto Ceresio per la partecipazione. Carolina Birindelli, presidente Associazione Amatori Palio e Tiguglio, consegna le medaglie ai secondi classificati. Canottieri Porto Ceresio, ospiti graditissimi nell'ambito delle prove di contorno, in questo caso categoria juniores, del 45esimo Palio Marinario del Tiguglio, seconda prova qui a Rapallo. Complimenti davvero ai ragazzi della canottiera di Porto Ceresio. E invitiamo l'amo che si è aggiudicato la finale categoria junior, primi classificati, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Venite vincitori, rimanete pure ragazzi del Porto Ceresio, rimanete ancora un attimo con noi. Silvano De Nicolai, presidente del gruppo sportivo Agostino Molteno San Michele di Pagana, che ha organizzato le regate odierne. Questa l'avete staccata. Scusa un secondo, a lei il compito. No, si è staccata. Ragazzi, venite un po' più avanti, facciamo una foto. Perché l'abbiamo messa dentro, il filo all'interno, Lega Navale Italiana Sesti Levante, primi classificati categoria junior, seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a Paraggi 7 giorni fa. Complimenti. Partita alla finale categoria femminile. In acqua 1 abbiamo l'equipaggio della Lega Navale Italiana di Sesti Levante con la timoniere Anna Ballero, le vogatrici Chiara Maria Solinas, Giulia Stagnaro, Cecilia Giannelli e Silvia Roncone. Acqua 2 Agostino Molteto San Michele di Pagana, equipaggio B, il timoniere Anton Franco Dalton, le vogatrici Camilla Poli, Maria Teresa Medone, Simona Ghigliotti e Anna Gosio. Acqua numero 3, equipaggio A, sempre da Agostino Molteto San Michele di Pagana, Matteo Tassara il timoniere, con lui in barca, dicevamo, con Matteo Tassara ci sono Chiara Maddalo, Sara Galli, Elena Maddalo e al posto di Deborah Pascale, che è stata sostituita all'ultimo istante, c'è in mare l'atleta che adesso andremo a vedere insieme perché il nome non ci è stato ancora consegnato. San Michele di Pagana dunque, che ha l'equipaggio variato, non c'è Deborah Pascale, poi vi comunicheremo nome della sostituta. Proseguiamo con l'ordine. In acqua 4 Lega Navale Italiana di Chiavari, il timoniere Gabriele Solari, Simona Nicolini, Susanna Nicolini, Alessia Benini e Francesca Levante ai remi. Acqua numero 5 per la società remiera Gianni Figari, Santa Margherita Ligure, Sebastiano Costantini al timone, Sara Ambrosini, Martina Pizzo, Silvia Simoni e Sara Canevello ai remi. E infine acqua numero 6 Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Pamela Trabucco al timone, Serena Genitoni, Sara Solari, Anita Bacicalupo e Valentina Scalfi ai remi. L'iniziale scatto è stato operato dall'equipaggio in acqua numero 3, poi ha risposto acqua numero 5, quindi nell'ordine avevamo la formazione del San Michele A contro Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, quindi avevamo l'altro San Michele B e ancora Sesti Levante, quindi a chiudere nell'ordine ci sono il Chiavari e il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Attendiamo cosa deriva dal primo dei 3 giri di boa. Santa Margherita Ligure al comando, acqua numero 5 per la Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, poi vediamo che girano quasi in simultanea acqua 3, 2, 1, quindi nell'ordine hanno girato San Michele A, San Michele B e Sesti Levante, quindi a chiudere il lotto dei concorrenti nell'ordine abbiamo la formazione della Lega Navale Italiana dei Chiavari e il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che ha patito qualche assillo in uscita, ha perso qualcosa al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Vedremo se coloro le quali sono anteposte a loro, cioè
le ragazze della Lega Navale Italiana di Chiavari, che sono partite in acqua 4, abbiano meno tratto giovamento dalla diciamo, defiance patita dalle rapallesi in acqua 6. Ritorniamo in vetta, Società Ermira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure, il comando è loro. Alle spalle del San Margheritesi c'è ancora in corsia numero 3 la formazione del San Michele A contro la formazione che adesso si sta mettendo in chiara evidenza della Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Quindi ancora San Michele, l'altro San Michele, il B, e il Chiavari. Diciamo che il vantaggio del Santa Margherita è sull'ordine di quasi un'imbarcazione, però poi le restanti compagini sono abbastanza vicine l'un l'altra. Poco più indietro parrebbe ora il San Michele B in acqua 2, mentre ha perso contatto abbastanza in maniera netta il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, causa il primo giro di boa non felice. Ancora c'è l'equipaggio del Santa Margherita che sta comandando, ma in acqua 3 è il San Michele A, il diretto concorrente del San Margheritesi alla vittoria, mentre alle spalle del San Michele A, tanto per intenderci quello con timoniere Matteo Tassara, bene, alle spalle del San Michele A c'è il San Michele B in lotta con il Sestri Levante per la terza piazza. Immediatamente alle spalle di questi la Lega Navale Italiana di Chiavari, sulla quale sta provando in maniera indefessa a recuperare il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Attenzione, siamo vicini al secondo giro di boa. Attenzione con Società Ermira, Gianni Figari, Santa Margherita ancora al comando. Alle sue spalle stanno aumentando le parate le San Micheline. Società Ermira, Gianni Figari al comando anche della seconda tornata di boa. Vediamo il distacco difficoltoso ad abbandonare la bandiera per San Margheritesi. Arriva San Michele, il San Michele A con meno di imbarcazione di vantaggio. Poi Sesti Levante e San Michele B, vediamo Sesti Levante davanti a San Michele B, Sesti Levante la prua davanti a San Michele B, poi arriva Chiavari e su Chiavari sta rimontando veramente con grande bravura la truppa rapallese. Sembrava tagliata fuori dopo il primo giro di boa, hanno messo dentro tutto il potenziale in loro possesso e adesso vedete come sono in coda alla Lega Navale Italiana di Chiavari, che permane peraltro in quinta posizione. Risaliamo, sesta Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, quinto Chiavari, quarto San Michele, inteso San Michele B, poi terza Lega Navale Italiana Sesti Levante, secondo San Michele A, primo, ancora saldamente a comando, Società Ermira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure. 6 gozzi che si stanno riportando al largo, laddove effettueranno il terzo e ultimo giro di boa. Ancora vediamo la formazione del Società Ermira Gianni Figari, Santa Margherita Ligure, che sta mantenendo costante il proprio vantaggio, quindi bisogna anche sottolineare il fatto di come l'attacco che aveva intentato in acqua numero 3 il San Michele A sia stato vanificato dopo peraltro aver effettuato la virata numero 2. Adesso Santa Margherita parrebbe avere un'imbarcazione mezza abbondante di vantaggio sulle dirette concorrenti. Alle spalle c'è un Sesti Levante ancora sgargiante nella sua parata. Vedete che ha superato l'altra formazione dell'Agostino Moltedo, quella in acqua 2, ovvero in B, e sta addirittura attaccando, perché no, la seconda posizione del San Michele A. Vedremo cosa diverrà reale dopo il terzo e ultimo giro di boa. Società Ermira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure al comando. Santa Margherita Ligure, attendiamo il riscontro che deriverà dall'ultimo giro di boa per identificare l'eventuale nuovo vantaggio Parrò Santa Margherita Ligure. Società Ermira, Gianni Figari che entra in virata. Attendiamo cosa avverrà alle sue spalle. Vedete come l'Agmo San Margheritese è nettamente avanti. C'era il San Michele, inteso San Michele A, che stava lottando per la seconda posizione e permane alle spalle dei San Margheritesi, mentre l'ultimo gradino del podio è ancora ricoperto dal Sesti Levante, che quindi ha scalzato il San Michele B dalla terza posizione, si è anteposto alle biancoverdi e adesso Sesti Levante entra in virata in terza posizione. Quindi San Michele B, Chiavari e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi davvero divise
da pochi centimetri di imbarcazione. Cerchiamo di riscontrare il divario soprattutto tra il circo pescatori dilettanti rapallesi e il Chiavari. Gira Chiavari, che peraltro è in coda, attenzione, Lega Navale Italiana e Chiavari che ha raggiunto il San Michele, inteso l'altra formazione del San Michele, quella in corsia numero 3. Dunque un Chiavari che veniva pressato dal rientro del circolo pescatori dilettanti rapallesi, ma che non ha pensato su due volte, è andato ad attaccare la formazione del San Michele in acqua 3, ovvero l'equipaggio A, e adesso gli sta contendendo la quarta posizione. Risaliamo, sesto circolo pescatori dilettanti rapallesi, quinto Chiavari, comunque in scia al San Michele equipaggio A che è in quarta piazza, terzo Sesti Levante, secondo il San Michele B, primo saldamente Santa Margherita Ligure. Ultimo tratto di mare che condurrà i 6 scafi al femminile oltre la linea dell'ipotetico traguardo, quindi al termine della finale di competenza, dopodiché pochi minuti e vedremo il Gozzi-in-Legno, l'anima del Palio Marinaro, darsi battaglia, quella vera e propria, quella che tutti si attendono. Tifosi di Sesti, tifosi di Lavagna, di Chiavari, di Zagli, di San Michele, di Portofino, insomma un palio ancora vivo e che tra poco vedremo nuovamente ravvivarsi. Ma ciò che viceversa andiamo per la seconda volta consecutiva su 2 gare a ricordare come la società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, dopo un piccolo assillo patito nel primo tratto di gara, abbia saputo ancora una volta scalzarsi di dosso gli avversari e conseguire in maniera netta e chiara l'affermazione per quanto riguarda la categoria femminile. Quindi Società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure che va ad aggiudicarsi la finale categoria femminile, andando a precedere nell'ordine la formazione dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana, esattamente la formazione B in corsia numero 3, mentre sta arrivando per quanto riguarda la terza posizione l'Armo della Lega Navale Italiana di Sesti Levante, che è andato a superare e a scalzare dall'ultimo gradino del podio l'altra formazione del San Michele, quindi Sesti Levante che giungerà terzo nella finale femminile, precedendo, attenzione, non si sa ancora chi, perché c'è Chiavari all'attacco addirittura del San Michele A, un San Michele A che è andato a demoralizzarsi. Attenzione, c'è Chiavari all'attacco, Chiavari contro San Michele A, ma c'è anche il circo pescatori dilettanti rapallesi che prova a metterci la prua. Chiavari contro San Michele A e il circo pescatori dilettanti rapallesi sono racchiusi in pochi centimetri di barca. Attendiamo di vedere Chiavari, circo pescatori, deve essere stato il circo pescatori dilettanti rapallesi a precedere Chiavari e ultimo il San Michele A. Quindi attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale da parte degli arbitri, primo caso Marico Fabbri. Vittoria, e non ci piove, almeno lì, Società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, secondo Agostino Moltedo San Michele di Pagana equipaggio B, terza Lega Navale Italiana Sesti Levante. Partita la finale Gozzi-in-Legno da 22 palmi, seconda prova preparatoria nelle acque di Rapallo organizzate da Agostino Moltedo San Michele di Pagana, seconda prova preparatoria in vista del gran finale del 22 luglio a Zoagli, laddove in virtù della classifica che verrà aggiornata con la prova di domenica prossima, anche in quel caso svolta a Zoagli, ebbene in fondo a quella classifica conosceremo intanto coloro i quali correranno nelle corsie centrali il 22 luglio e lotteranno come gli altri per il titolo 2018. Ricordiamo che in cima alla classifica c'è San Michele che si è aggiudicato la prova domenica scorsa a Paraggi davanti a Zoagli e Portofino. San Michele si è portato al comando anche oggi. Andiamo nel dettaglio a leggere i protagonisti. In acqua 1 abbiamo a compagnia Remira Lavagnese con il timoniere Diego Buggiano, i ruotori Massimo Edera, Emanuele Capuzzo, Giorgio Domenichini e anche Lino Sambuceti. In acqua
acqua numero 2 abbiamo invece la compagine del San Giorgio Portofino, la timoniera Giada Leonardini, i vogatori Antonio Schiappacasse, Enrico Papestello, Matteo Ardito, Sebastiano Costa. In acqua numero 3 gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, il timoniere Matteo Tassara, i vogatori Matteo Colombini, Francesco Ferrari, Anton Franco Dalton, Simone Alessio. Acqua numero 4, equipaggio che corre in nome per titolo di Zoagli, un prestito di San Michele di Pagana, Chiara Maddalo al timone, Lorenzo Quintieri, Grazman Abedini, Gabriele Genovesi e Holgert Abedini ai remi. E ancora in acqua numero 5, Lega Navale Italiana Sesti Levante a timoniere Anna Ballero, i vogatori Antonio Sanguinetti, Filippo Franchini, Andrea Bo e Luca Malavasi. Infine acqua numero 6, Lega Navale Italiana di Chiavari, Susanna Nicolini al timone, Marco Rocca, Gabriele Solari, Daniele Gervasi ed Isidoro Zappalà ai remi. Si diceva San Michele di Pagana al comando, siamo già addirittura di prima delle 3 tornate di boa, constatiamo alle spalle di San Michele quale arma sia preponderante sugli altri. Ci pare di poter dire, al momento almeno, che sono guarda caso Zoagli e Portofino gli equipaggi che si stanno mettendo chiaramente in evidenza. Poi abbiamo il Sesti Levante, mentre gira adesso al comando San Michele di Pagana, alle spalle del San Michele, come detto, c'è l'armo del Portofino, quindi Zoagli. E ancora a seguire, dopo Zoagli, c'è la compagine in acqua 5 del Sesti Levante a chiudere Lavagna e Chiavari. Praticamente un po' ciò che è avvenuto nelle fasi iniziali e anche poi in parte quasi terminale della prima prova, con San Michele al comando. In questo caso c'è Portofino che è in seconda posizione con Zoagli immediatamente alle spalle. Ci ricordiamo il finale palpitante a paraggi con davvero un arrivo al cardiopalma, San Michele che ha vinto con pochi centimetri di barca su Zoagli, il quale ha scalfito la seconda piazza a Portofino. Quindi ci si attende che oggi Portofino si riscatti rispetto alla settimana scorsa. Per intanto c'è San Michele di Pagana, partito in acqua numero 3 al comando. In acqua numero 2 il Portofino, in acqua numero 4 Zoagli, la maglia verde pisello, giallo scolorito, non si sa bene, comunque è il Zoagli che sta attaccando su San Michele e su Portofino. E poi attenzione, perché in acqua numero 5 la Lega Navale Italiana di Sesti Levante, già scomoda avversaria 7 giorni fa, sta andando ad attaccare anch'essa. Quindi abbiamo 4 armi racchiuse in pochi centimetri di imbarcazione l'una dall'altra. San Michele al comando, un 4 imbarcazioni su Portofino e Zoagli che pressa Portofino. Ancora una volta il duello. Ricordiamo che Zoagli schia lo scafo zoagliese, ma in prestito un equipaggio del San Michele Agostino Moltedo, un equipaggio B, ma si sta mettendo in mostra quasi come i fratelli maggiori, davvero un equipaggio tosto, e rappresenta Zoagli. Poi il Sesti Levante che sta cercando di non perdere la scia dei migliori, più indietro Lavagna e chiude ancora per mani e Chiavari. Attenzione, seconda delle 3 virate di boa che si sta appropinquando con San Michele di Pagana sempre al comando, ma vedete come non possa respirare un attimo la truppa guidata da Matteo Tassara, perché alle sue spalle incombono da un lato Portofino, dall'altro Zoagli, addirittura Sesti Levante in rimonta su Zoagli adesso. Sesti Levante in rimonta su Zoagli, quindi i ragazzi della Bimari in acqua numero 5 stanno contrattaccando. Attenzione, seconda virata di boa però, prossima ad essere imbastita. Attendiamo San Michele di Pagana al comando, poi Portofino, ma c'è Sesti Levante che veramente ha sprombattuto. Secondo Portofino, attenzione, terzo Sesti Levante, terzo Sesti, quarto Zoagli, quinto Lavagna che peraltro è in scia a Zoagli. È in scia Zoagli, sesto Chiavari, risaliamo velocemente, sesto Chiavari, quinto Lavagna in fase di rimonta su Zoagli che è quarto, Sesti Levante terzo che sta attaccando verso Portofino, Portofino che da par suo prova in maniera chiara e netta con Giada Leonardini a spronare i suoi ragazzi a rinvenire su San Michele. Non è stata eccelsa l'uscita di virata numero 2 per San Michele, Portofino forse ne ha tratto un minimo giovamento ma non granché. Certo il fatto che comunque quel passo celere di Portofino ha un attimo rallentato le velleità del Sesti Levante che peraltro permane in terza posizione, mentre Zoagli se la vede dura perché ci sono i vecchietti della compagnia Remira Lavagnese che stanno veramente sfoderando una prestazione d'élite, con il 53enne Massimo Edera che sta veramente spronando i suoi poco più giovani compagni di squadra,
il timoniere Diego Boggiano, diciamo che è un po' una zavorra, perché purtroppo solitamente i timonieri vengono scelti in virtù della giovine età e del peso molto lieve. Diego Boggiano è over 79, quindi potete immaginare, di peso, non di età, quindi potete pensare come lo scafo del Lavagna abbia un peso in più da trasportare. Quindi, comunque sia, Compagnia Emilia Lavagnese sta duellando in maniera molto decisa con Zoagli. Avanti però c'è sempre San Michele e Portofino che non molla. Corsia numero 3, Agostino Moltedo, San Michele di Pagana. Corsia numero 2, Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino. E poi abbiamo il Sestri Levante che permane sempre in terza posizione con Zoagli, Lavagna e Chiavari. Terza e ultima virata ormai prossima ad essere imbastita, quantomeno sempre San Michele di Pagana, che comunque non ha mai avuto la certezza di poter andare per la strada tranquillamente, perché Portofino incombe sempre come una mina vagante alle spalle dei biancoverdi della Moltedo. Gira San Michele al comando, Portofino in seconda posizione, un quarto di scafo di distacco, poi è la volta del Sestri Levante, meno di un'imbarcazione di distacco, quindi Zoagli che riesce a precedere Lavagna per la quarta piazza. Lavagna entra ora in quinta posizione e a chiudere permane Chiavari che ancora deve addivenire all'ultima virata. Ultimo tratto di mare, mentre Zoagli si è arenato, attenzione, Zoagli si è letteralmente abbarbicato alle bandierine, attenzione perché Lavagna potrebbe trarne giovamento. Lavagna che aveva un ritardo su Zoagli potrebbe essere riuscito a colmarlo e addirittura potrebbe anteporsi ai zoagliesi, deve abbandonare la bandierina di competenza anche Lavagna, però Zoagli si è letteralmente abbracciata calorosamente come fosse una bella donna alla bandierina, l'equipaggio del Zoagli, e ha perso probabilmente la quarta posizione. Attendiamo il riscontro visivo allora quando gli armi saranno più vicini a noi. Certo che viceversa il duello tra San Michele e Portofino non cessa, ancorché San Michele questa volta è uscito in maniera esemplare dalla virata numero 3, Portofino forse ha pagato un pochettino ad abbandonare anch'esso la bandierina, ne deriva che San Michele adesso ha mezza imbarcazione di vantaggio su Portofino. Poi abbiamo Sestri Levante e il duello interessante adesso constatare se e come Lavagna sarà riuscito a colmare il gap che pativa su Zoagli o se gli zoagliesi viceversa dopo quel momento di grande difficoltà patito in uscita di virata siano riusciti a rinvenire, quindi a riappropriarsi della quarta piazza. Ritorniamo in vetta, i tifosi di parte San Michelina sono ancora lì che fremono perché sentono sul collo il fiato dei portofinesi. Portofino che cerca disperatamente, quantomeno oggi alla seconda posizione, visto che a Paraggi c'era stato Zoagli a rompere le uova nel paniere. Questa volta Portofino è solo in diretta concorrenza con San Michele per la vittoria nelle acque di Rapallo nella seconda prova del Palio Marinaro edizione 2018. Ancora San Michele Portofino, Portofino sta dando là le ultime energie in proprio possesso, San Michele sta resistendo eroicamente, ultime battute ancora, mentre l'arbitro Calvo è già pronto a constatare l'effettivo traguardo transitando da uno dall'altro. San Michele Portofino, Portofino e San Michele, ultime battute ancora, Portofino e San Michele arrivano quasi insieme, crediamo San Michele su Portofino. Crediamo San Michele su Portofino, ma attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. Quello che è terzo è sicuro Sestri Levante sicuramente terzo, quindi una posizione importante in classifica guadagnata dai sestresi. Per la quarta posizione Zoagli è riuscito dopo l'handicap patito al terzo giro di boa a mantenersi innanzi comunque a Lavagna e ad aggiudicarsi la quarta posizione, mentre Lavagna si deve accontentare nuovamente della quinta, ma un Lavagna in giornata veramente notevole. Ci voleva una timoniera donna di bell'aspetto e anche bella magra. Vabbè, arriva Lavagna quinto, c'è Chiavari ancora che deve arrivare, purtroppo un po' di ritardo per i ragazzi della Lega Navale Italiana di Chiavari, eccoli che stanno sopraggiungendo, attendiamo un attimino che vada a transitare per l'ordine d'arrivo ufficiale che avremo immediatamente dal giudice arbitro Manrico Fabi della sezione di La Spezia, secondo arbitro Renato Calvo della sezione di Genova. Attenzione, Sesto Chiavari che arriva in questo istante.
in chiusura, prima dei debiti saluti, vogliamo ringraziare innanzitutto il ristorante Sapore di Mare in lungomare a Rapallo, che ci ha ospitato per la premiazione, e poi Duferco Energia e anche a Nichiarico Andrea per l'agenzia di Rapallo della Unipol per aver ancora una volta supportato il lavoro dell'Associazione Amatori Palio e Tigullio. Grazie al ristorante Sapore di Mare, alla Duferco Energia e a Unipol di Andrea Nichiarico. Allora iniziamo con la premiazione di giornata per quanto riguarda la seconda prova del Palio Marinario del Tigullio, preparatoria al gran finale del 22 luglio. Qui nelle acque di Rapallo e sotto l'acqua che su Rapallo sta ancora incombendo abbiamo disputato le prove e ci sono state delle regate di alto livello. Avete già sentito la premiazione volante della categoria juniores per consentire ai ragazzi del Porto Ceresio, giunti secondi dietro al sesto Levante, di tornare in quel di Varese. Noi partiamo con la premiazione dalla categoria senior maschile e quindi chiamiamo a noi il secondo arbitro di oggi, Renato Calvo della sezione arbitrale di Genova, che consegna la Coppa e medaglie al terzo classificato categoria senior, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Prego sfilare e porsi innanzi alla telecamera, volgersi verso la telecamera di Teleradio Pace con Stefano Neuhold, che ha effettuato le riprese e si è inzuppato ben bene come tutti noi, quindi quantomeno poi quando rientrerà in sede il ricordo della gara di Rapallo in regia è marcato dall'acqua che porterà in dote Neuhold. Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, terzi classificati categoria senior. Complimenti e congediamo. Presidente del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, Silvano Nicolai, per l'Armo secondo classificato categoria senior. Gruppo sportivo San Giorgio Portofino, in rappresentanza del quale gli altri sono bagnati, viene l'unico asciutto, il presidente Walter Giovannini, è l'unico asciutto della squadra. Ecco, volgersi verso la telecamera. Giovannini non ricordava una coppetta dai tempi del nonno, e qui. Secondo classificato per quanto riguarda il senior, gruppo sportivo San Giorgio Portofino. Cambio. Convochiamo il consigliere delegato allo sport del comune di Rapallo, Vittorio Pellerano, a premiare l'Armo, primo classificato categoria senior. Società Mia, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure. Prego volgersi verso la telecamera. Complimenti ragazzi sammargheritesi. Foto e riprese televisive, mi raccomando. Beh, il timoniere che ha saputo condurre ancora una volta vittoriosamente in porto i suoi ragazzi più o meno scalmanati. Comunque sia, Società Mia Gianni Figari che consolida la leadership nella categoria senior a una gara dal termine di questo mini torneo preparatorio al gran finale del Palio 2018. Immagini televisive, foto già effettuate. Società Mia Gianni Figari, Santa Margherita, prima classificata categoria senior. Andiamo alle donne, convoco a me il presidente del sodalizio portofinese, Walter Giovannini. Venga con le medaglie se vuole. Premia il terzo classificato categoria femminile, ovvero Lega Navale Italiana Sesti Levante. Femminile, se c'è almeno una rappresentante dell'equipaggio, vediamo un attimo. O se sono già, ecco che arrivano, ecco, alla faccia di una. 3, e mica male, 3 rappresentanti della Lega Navale Italiana Sesti Levante, terze classificate categoria femminile. E beh, qui il presidente Giovannini si perde un po' emozionato. Solitamente lui viene situato a premiare equipaggi maschili, ma abbiamo fatto questo dono. Equipaggio terzo classificato categoria femminile LNI Sesti Levante, grazie, congediamo. Presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, Carolina Birindelli, per la formazione seconda classificata categoria femminile. Gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, equipaggio B. San Michele B. Prego. Timoniere e 1, 2, 3 vogatrici. Volgersi verso la telecamera e la macchina fotografica
Io adesso non conosco una per una le fanciulle per adesso, però volgersi tutte e tre verso la telecamera. Da qui a premiazione finale le conosceremo, anche perché in premiazione finale dovranno salire in ordine alfabetico quasi. Le foto, le immagini televisive. San Michele di Pagana, equipaggio B, secondo classificato. Complimenti, concediamo. Cambio dal secondo al primo arbitro, Manrico Fabbri della sezione arbitrale della Spezia. Prego a noi, primo arbitro Manrico Fabbri. Premia l'equipaggio primo classificato categoria femminile, Società Emira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure. Formazione dunque della Società Emira Gianni Figari che si è aggiudicata la finale femminile. Manrico Fabbri arbitro. Grazie e complimenti ancora. Categoria Master. Convoco nuovamente me la Presidente Carolina Birindelli per l'equipaggio terzo classificato categoria Master. Gruppo sportivo Agostino Molteno San Michele di Pagana. Timoniere, vogatore Galluzzo. Gli altri giocatori sono là in mezzo al mare, dietro alle svedesi, alle tedesche che sono sullo yacht posteggiate. Bene, bene, bene. Foto di rito San Michele di Pagana, terzo classificato categoria Master. Allora, chiamiamo Giovan Battista Nicolini, prego, vicepresidente Lega Navale Italiana di Chiavari, a premiare l'Armo secondo classificato categoria Master. Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Bravi, grazie alla timoniera, bravi. Se no arrivavano ancora dopo gli altri. Se non c'era la Valentina Scalfi, questi omacci. E la barca è nuova, ma la timoniera è molto molto valida. E vedete che le riprese, mentre il vicepresidente Nicolini consegna le medaglie cada uno, gli assenti sono a tirare in secca la barca nuova, appunto. Prego volgersi verso la telecamera e ancora la foto che immortala i secondi classificati categoria Master. Grazie. Consigliere delegato allo Sport Comune di Rapallo. Primo classificato categoria Master, seconda volta su due, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Sesti Levante, volgersi verso la telecamera, grazie. Ancora una volta, ottimi protagonisti. Immagini, foto anche per gli ex ragazzini del Sesti Levante, comunque capaci ancora di una nuova mitica impresa. Complimenti! E andiamo al legno con il quale chiudiamo la giornata. Allora, direi Carolina Birindelli, equipaggio terzo classificato, prova Gozzi in legno, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Complimenti davvero, una grande performance quella odierna dei ragazzi della Bimare, davvero molto molto bravi, hanno lottato, lo so. Dobbiamo veramente complimentarci con i ragazzi della Lega Navale Italiana dei Sesti perché hanno sfoderato una prestazione di grande livello, lode e merito a loro. Carolina Birindelli, ogni tanto si emoziona anche la presidentessa e quindi ecco,
Un'occhiata, sorrisi, abbracci. E il vicepresidente Quadri si prepara una nuova offerta di cena. Grazie, complimenti. Allora, Manrico Fabbri, per cortesia, primo arbitro. Manrico Fabbri premia l'equipaggio secondo classificato Gozzi in Legno, ovvero Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino. Un attimino, fate arrivare quelli di Portofino che devono sfilare se ci sono. Arriva, sì. Perché i ragazzi sono a portare i Gozzi a Portofino, il presidente si sollazza. Ecco. Walter Giovannini, presidente del sodalizio, che comunque è stato in grado anche oggi di sfoderare una buona prestazione, ancorché giungendo secondo. Immagini e foto, applausi. Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino, secondo classificato. Grazie, congediamo. Consigliere delegato allo sport di Rapallo, ringraziamo Rapallo Comune per l'ospitalità. Insieme a Pellerano abbiamo una bella donna che così accontenta anche i vogatori primi classificati, ovvero Gruppo Sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Equipaggio primo classificato Gozzi in Legno. Complimenti. Col veterano Simone Alessio che viene premiato per primo. Come si confà ai vecchi, no? Appunto, vecchi del remo. Diciamo che rispetto a domenica scorsa è stata un pizzico meno sofferta. Domenica scorsa il timoniere era lì che non aveva più di voce, poveretto. Oggi rifiata ancora. Gruppo Sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Stringetevi, vai anche te Carolina. Ci allontaniamo. Gruppo Sportivo Agostino Moltedo si conferma la leadership dopo 2 gare, 16 punti in classifica e quindi guarda con somma tranquillità al prossimo impegno. Ultima gara preparatoria del Palio Marinaro 2018 a Zoagli domenica prossima a partire dalle ore 16. Grazie a Stefano Noiolda, a voi per ascolto e visione, da Gianrico Semorile, a tutti voi più cordiale buonasera.